Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo della pillola, parlerò quando chiesi al capitano degli Alpini, quando lui non ci sarebbe stato più, come avrei fatto a imparare. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegare Marietto Veneziano del Tubo, chiaramente, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e in Telegram, dove alle 11 alle 20:30 il Degane Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. I link sono sotto qui in descrizione, ed eventualmente, se vi scappa anche un super like e un bel commento, il vostro Marietto è contento. Bene, partiamo un po' da quando il vostro Marietto Veneziano da piccolino chiedeva al capitano degli Alpini, quando lui non ci sarebbe stato più, come avrebbe continuato a imparare, a crescere a livello spirituale e magico. E quel giorno lì il capitano degli Alpini di Torino gli disse: caro Marietto, quando io non ci sarò più non è importante, perché hanno già scritto tutto di tutto, e quindi è inutile che io scriva qualche libro, perché tu potrai tranquillamente attingere dai libri che sono stati e saranno scritti. E mi disse che quello che a livello mondiale sarebbe stato uno dei più forti, se non il più forte che sia mai sceso su questa terra, era Osho, sarebbe stato Osho. Io in quel momento lì non sapevo chi era Osho, ma lui, quando pensava e vedeva nel futuro cosa avrebbe fatto Osho, al capitano degli Alpini di Torino gli brillavano gli occhi. Quindi chiunque abbia letto qualcosa di Osho sa di cosa dico, sa lo spessore del personaggio e sa la poesia dialettica che aveva nel spiegare certi concetti importanti e difficilissimi. Poi mi disse anche che il libro più potente di magia in questo mondo, che sarebbe che è sempre stato scritto, è la Bibbia. Mi disse: guarda, dentro lì c'è tutto di più e di più. E infatti poi chiaramente voi sapete che nel Vecchio Testamento è stata nascosta la Torah, e solamente chi ha i cancelli aperti mentali può incominciare a attingere da questo grandissimo e potentissimo libro di, tra virgolette, illuminazione, ma di ritorno a casa alla Keter. Poi chiaramente parlavamo e discutevamo chiaramente di concetti che può parlare un bambino di 7-8 anni, però io ero curiosissimo, insomma avevo anche paura, perché quando lui non ci sarebbe stato più io avrei avuto delle difficoltà immense, no? Perché mi proteggeva lui e il mio babbo, erano sempre dietro alle spalle che mi davano una mano. E poi mi fece anche capire che uno dei libri più importanti, e questo me lo fece capire a 15 anni, sarebbe stato quello di Fusco, in cui, sempre a livello magico chiaramente, in cui parlava e spiega benissimo la chiave di Salomone. Infatti quando me lo diede in mano a 15 anni, questo libro sarebbe poi stato scritto praticamente 25 anni dopo. Io non capii niente di quello che c'era scritto, per il semplice fatto che vedevo solamente dei cerchi e tante pagine scritte. E il capitano degli Alpini di Torino mi disse che questo sarebbe stato veramente una bomba a livello esoterico, ha dei concetti profondissimi, e Fusco, tra virgolette italiano, è stato praticamente quello che ha condensato tutte le conoscenze importantissime della chiave di Salomone. Quindi chi vuole iniziare sa libri di Osho, libri chiaramente della Bibbia, e chiaramente anche, compresi i salmi della Bibbia, e chiaramente il libro di Fusco che parla della chiave di Salomone. Poi questo a livello magico, a livello anche spirituale, chiaramente i libri anche di Michael Light. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi saluta e vi ringrazio di avermi seguito fino qui.